Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 23 giugno per chi ci crede e per chi non ci crede, anche all'ABC. RadioRPL.it, il nostro sito da cui partire per farsi un giro quotidiano tra le svariate cose. Ascolta il palinsesto, il podcast, sostienici e tutto il resto. RadioRPL.it. Dopodiché, come tutti i giorni, andiamo a vedere le agenzie del giorno. L'agenzia ANSA apre con la scomparsa nel Mugello di un bimbo di 2 anni. Le ricerche ancora senza esito. Il piccolo è scomparso la notte tra il 21 e il 22 giugno da un casolare sull'Appennino dove vive coi genitori il fratellino di 4 anni. Uno di questi luoghi para-alternativi, diciamo così. Corsa contro il buio, anche un elicottero impiegato nelle ricerche. Stop alle mascherine all'aperto, è il secondo titolo dell'agenzia ANSA. Via dal 28, il ministro Speranza firma, ma naturalmente non dobbiamo considerare chiusa la partita, dice il ministro della salute italiana. Terzo titolo, il via libera dell'Unione Europea al recovery. E Draghi parla di orgoglio per l'Italia. La conferenza stampa congiunta Draghi-von der Leyen, Presidente del Consiglio, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, a Cinecittà. Così Roma ha l'appoggio totale dell'Europa, dice la Presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. Oggi celebriamo l'alba della ripresa, la sfida è l'attuazione del recovery. Il piano dell'Italia è lungimirante, ha detto ancora la commissaria europea, anzi la Presidente della Commissione. Dice Draghi, vedo la volontà politica di fare le riforme, intanto i vaccini procedono veloci come gli azzurri agli europei di calcio, ha detto ancora Ursula von der Leyen, simpaticamente protesa verso i fratelli italiani. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, poi il Vaticano contro il disegno di legge Zan. Il Vaticano non chiede uno stop, ma modifiche. La Santa Sede ha chiesto informalmente al governo italiano di modificare il disegno di legge contro l'omofobia. Informalmente, ma l'altro giorno il Corriere parlava di nota diplomatica formalmente consegnata. Oggi lo vediamo ancora. Il testo pubblicato sul Corriere della Sera, mentre il segretario del PD, Letta, dice che siamo pronti al dialogo sui nodi. Il senatore leghista Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, oggi leggeremo la sua intervista su Avvenire, propone sediamoci per un confronto, sediamoci nel senso di sedersi, non di sedarsi. In Australia intanto ragni coprono di ragnatele un'intera regione, il video già circolava da un po'. E poi scontro sulla finale degli europei. Londra rilancia 60.000 a Wembley, ma Angela Merkel sta con Draghi. L'UEFA sia cauta sulla finale in Gran Bretagna. No allo stadio arcobaleno invece in Germania ed è bufera sulla UEFA. L'organizzazione calcistica, tutti i giornali oggi riportano lo stadio di Monaco colorato in chiave LGBT. L'UEFA ha però negato lo stadio arcobaleno al sindaco di Monaco di Baviera, il quale sindaco promette di colorare i palazzi di tutta la città appoggiato dal resto della Germania ed Europa. Perché? Perché lì si gioca con l'Ungheria. L'Ungheria di Orban è notoriamente definita come un paese fascista e contro le politiche di genere. Calcio e politica tornano a fondersi durante questi europei in vista della partita Germania-Ungheria, dopo la decisione dell'Ungheria di approvare una legge contro la propaganda gay nelle scuole. Legge stigmatizzata da un documento firmato da 13 paesi dell'Unione Europea, tra i quali spicca la presenza di Francia, Germania, Spagna e l'assenza dell'Italia, con Roma che aderisce in extremis soltanto in serata. Il no della UEFA all'iniziativa del sindaco di Monaco di Baviera di colorare lo stadio dei colori dell'arcobaleno, voleva illuminare lo stadio con le luci arcobaleno durante la partita. Dieter Reiter, il sindaco di Monaco,
Il no dell'UEFA, dunque, all'iniziativa del sindaco si trasforma in un boomerang. Arriva un diluvio di critiche interrotte solo dalla reazione soddisfatta dell'Ungheria, che giudica la decisione della UEFA una decisione giusta, ma è importante sostenere la comunità LGBTIQ, tuona subito Bruxelles, precisando però di non essere competente sulla particolare questione che contrappone la città di Monaco alla UEFA. La Germania si indigna compatta, dalla CDU alla SPD ai Verdi. Tutti condannano la decisione della UEFA, della Federcalcio europea, di dire no allo stadio arcobaleno. Cara UEFA, sei peggio di quanto pensassi, vergognatevi, accusa su tutti il segretario generale del Partito Socialdemocratico tedesco Lars Klingbeil. Critiche anche da diverse capitali, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, mentre sempre dalla prima pagina dell'ANSA incidente sulla A1 a Piacenza, 2 morti, l'autostrada riaperta. E poi Moderna dà 150 milioni di dosi di vaccino adattati alle varianti, dosi aggiuntive per le quali è stato approvato un emendamento al contratto per tutti gli Stati membri. Arriva l'assegno unico per il 5,5% delle famiglie italiane. L'importo medio sarà di 962 euro nel secondo semestre dell'anno, è una delle novità. L'assegno ponte in attesa del nuovo assegno per le famiglie dall'anno prossimo. Le stime dicono che il 5,5% delle famiglie può beneficiare dell'assegno temporaneo per i figli minori, il 15,8% della maggiorazione degli assegni familiari, lo indica il presidente Istat Giancarlo Blangiardo, aggiungendo che, secondo la simulazione, nel secondo semestre di quest'anno, quando entrerà in vigore la misura ponte, l'importo medio dell'assegno temporaneo sarebbe pari a 962 euro, quello della maggiorazione 377 euro. Considerando il dato di 25.700.000 famiglie, secondo l'Istat sono 1.400.000 le famiglie che possono beneficiare dell'assegno temporaneo per i figli minori. Il professor Blangiardo, presidente dell'Istat, ha anche ricordato gli ultimi dati sulla povertà assoluta. Il numero di minori che vivono in condizioni di povertà è pari a 1.337.000, con incidenza del 13,5% sui minori, rispetto alla media nazionale del 9,4% di persone in povertà assoluta, in aumento di 2 punti rispetto al 2019, scrive l'agenzia ANSA. Infine, per l'omicidio del tabaccaio ad Asti, confermate le condanne a 30 anni. Nel processo di appello non accolta la richiesta di ergastolo. Confermate per tutti e 5 gli imputati le condanne a 30 anni per l'omicidio di Manuel Bacco, tabaccaio astigiano, ucciso nel suo negozio il 19 dicembre del 2014. Gli imputati sono Antonio Guastalegname, imprenditore di Castello d'Annone, Asti, originario di Vibo Marina in Calabria, e altri 4, accusati poi di essere alcuni di loro i responsabili materiali dell'omicidio. Con questa notizia di cronaca nera, chiudiamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come di consueto dal Corriere della Sera, che usiamo sempre un po' a mo' di vetrina iniziale. Il Corriere della Sera apre con la questione della legge Zan. Dopo la critica del Vaticano interviene il Presidente del Consiglio, Draghi, poi lo vediamo meglio. Le pressioni dei vescovi, da cosa nasce lo strappo, cerca di spiegarlo Massimo Franco. In taglio alto s'affaccia il Ministro della Cultura Franceschini, che annuncia che Cinecittà raddoppia con i soldi del recovery, sarà un polo a livello mondiale, uno straniero voleva comprarla, gli ho detto di no. E poi, a proposito di Cinecittà, l'Europa dà il via libera al PNRR presentato dall'Italia. Giornata d'orgoglio, ha detto il Premier Draghi, Italia modello per la ripresa, dice la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, appunto da Cinecittà. Rimanendo al taglio alto del Corriere della Sera, l'articolo di fondo, come si diceva nel lontano Novecento, firma del professor Ernesto Galli della Loggia, le illusioni coltivate dalla Cina tra economia e politica. Il cuore della questione non è la guerra fredda che torna o l'ambizione americana di nuova egemonia sull'Europa, il cuore della questione è l'illusione di Putin e l'errore commesso dai dirigenti cinesi. Sono 2 elementi all'origine della svolta sulla scena internazionale. L'errore dei dirigenti cinesi qual è?
credere che l'economia sia la chiave e il motore di tutto e che alla fine ogni problema possa ridursi in vantaggio o svantaggio economico. Invece, accanto all'economia esiste anche la politica. Sta tornando la politica, sottolinea Ernesto Galli della Loggia. In primo piano, poi sul Corriere della Sera, Zaia, che dice stop alle dirette del punto stampa Covid, il governatore del Veneto. Luca Zaia dice basta, era un presidio anti-fake news con le mitiche ormai parodie di Crozza. Ma voltiamo pagina, la prima pagina del Corriere della Sera l'abbiamo vista sommariamente, il primo piano è tutto dedicato alla legge Zan. È lite sul no del Vaticano, il presidente Draghi ha detto che risponderà in Parlamento, scende in campo Draghi dopo la richiesta della Chiesa di cambiamenti. Il testo della nota che costringe il governo a intervenire, il Corriere lo pubblica a forma di retroscena a pagina 3, sotto le parole di Matteo Salvini. Ringrazio il Vaticano, ha detto il segretario leghista, per la presa di posizione netta e perentoria contraria alla legge Zan. La famiglia tradizionale non si tocca. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rafforza il tema, il concetto, l'opinione. Fratelli d'Italia, dice Meloni, conferma la ferma opposizione contro il DDL Zan, disegno di legge, proposta liberticida che punta a punire con nuovi reati di opinione chi non si allinea al pensiero unico. Secondo la nota diplomatica consegnata da Monsignor Gallagher, la legge Zan violerebbe l'accordo di revisione del concordato perché limiterebbe la libertà di espressione assicurata alla Chiesa. Un altro rilievo riguarda le iniziative scolastiche per la giornata contro l'omotransfobia. La segreteria di Stato Vaticana, scrive il Corriere in retroscena, Fiorenza Sarzanini e Francesco Verderami, dando conto del testo della nota vaticana che ha costretto Draghi a intervenire, la segreteria di Stato Vaticana auspica, aperte virgolette, che la parte italiana possa tenere in considerazione le argomentazioni e trovare una diversa modulazione del testo, continuando a garantire il rispetto dei patti lateranensi. È il passaggio chiave della nota consegnata dal cardinale Paul Richard Gallagher il 17 giugno e trasmessa all'ambasciatore italiano alla Santa Sede Pietro Sebastiani al Ministero degli Esteri a Palazzo Chigi al Quirinale. La frase che impegna il governo, la parte italiana, a trattare. E sempre sul tema c'è poi l'interpretazione di Massimo Franco, è uno strappo quello del Vaticano per arginare le divisioni del mondo cattolico. Da mesi crescevano le pressioni dei vescovi sul presidente Bassetti, ritenuto troppo timido. E allora, per compattare il mondo cattolico diviso, il Vaticano ha fatto il passo, ha chiesto allo Stato italiano di modificare la legge Zan. La legge è considerata figlia dell'asse 5 Stelle PD. L'iniziativa mira a dividere i partiti. La voce dell'ex segretario della CEI, Ruini, l'anziano cardinale, a chi lo ha interpellato, Ruini ha detto di battersi nella certezza di avere ragione. Parla anche il giurista Enzo Cannizzaro, docente di diritto internazionale alla Sapienza di Roma. Le idee, anche se sbagliate, non si devono punire. Più chiarimenti o anche un'omelia, secondo la legge Zan, potrà essere intesa come violazione della legge. Se il sacerdote dicesse che le nozze sono soltanto fra uomo e donna, potrebbe essere criminalizzato, stante l'attuale legge Zan. Intervistato dal Corriere della Sera anche lo stesso onorevole Alessandro Zan, deputato PD attivista LGBTIQ, il disegno di legge sull'omofobia porta il suo nome. Sono incredulo, dice Zan, è un'ingerenza senza precedenti. Ma il Corriere recupera anche Gennaro Acquaviva, storico consigliere di Bettino Craxi e regista del nuovo concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, l'ultimo nell'84. La Santa Sede ha le sue ragioni, ma eviti lo scontro. Dal punto di vista del Vaticano, libertà e autonomia della scuola cattolica vengono messe a rischio se è obbligata a fare qualcosa che va contro la propria coscienza e i propri principi, cioè il fatto che l'articolo 7 prevede che le scuole, anche quelle private cattoliche evidentemente non esentate, debbano organizzare attività in vista della giornata nazionale contro l'omotransfobia. Ebbene, il Vaticano ha ragione, dice l'ex socialista Gennaro Acquaviva, ha ragione a ritenere che, dal suo punto di vista, la libertà e l'autonomia delle scuole cattoliche siano a rischio se sono obbligate a fare qualcosa contro la propria coscienza e i propri principi. Però andava evitato il ricorso ai canali diplomatici. Il concordato si basa su un principio nuovo nei rapporti tra Stato e Chiesa, la collaborazione. Nell'intesa rinnovata, firmata da Craxi,
l'Italia e il Vaticano si riconoscevano come cofondatori dello Stato moderno e sottoscrivevano una collaborazione, quindi era meglio evitare lo scontro, dice Acquaviva. Cambiamo completamente argomento, andiamo al PNRR, via libera dall'Europa. Draghi parla di giornata d'orgoglio, la Presidente von der Leyen addita l'Italia a modello per la ripresa e noi vedremo il che fare, diciamo così, soprattutto sul Sole 24 Ore, su quali saranno gli effetti iniziali di questo PNRR. Giustizia, insolvenze, appalti, superbonus, capitolo statali, capitolo turismo, queste le prime misure entro fine anno, poi le vedremo più in dettaglio sul quotidiano di Confindustria. Il ministro Franceschini, ministro della Cultura, parla di Cinecittà, che raddoppia con i fondi del recovery, diventerà una cannonata a livello mondiale. Cinecittà, potremo sfidare TV e film britannici, gli spacchiamo le reni anche al Netflix, agli Stati Uniti, e dichiara guerra, naturalmente nel nome della cultura, del cinema e dell'arte, il ministro Franceschini. Cinecittà diventerà una roba straordinaria a livello planetario, anzi universale, sarà un polo a livello mondiale, uno straniero voleva comprarla, va de retro lo straniero. Gli ho detto di no. Cinecittà verrà rilanciata alla stragrande dal ministro Franceschini e dal PNRR. Dopodiché c'è Zaia Crozza, intervistato da Marco Cremonesi. Finito il punto stampa di Zaia, era un presidio anti-fake news. Il comico Maurizio Crozza ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, ha fatto del punto stampa di Zaia uno dei suoi cavalli di battaglia in Fratelli di Crozza sul canale 9. Ogni santo giorno c'era l'unità di crisi della protezione civile con la conferenza stampa quotidiana di Luca Zaia, entrata nella storia e nel costume. Il mio punto stampa era un presidio contro le notizie false. Le imitazioni di Crozza a noi sono servite e anche a lui perché ha molto migliorato la dizione veneta, dice Zaia parlando di Crozza. Il Corriere della Sera, ma anche altri quotidiani, poi raccontano di ragazzi in lotta contro i propri genitori no-vax e ragazzini che vogliono vaccinarsi. Vaccinateci, vogliamo essere liberi. Un 17enne e un 16enne toscani si sono rivolti a un avvocato dei minori, per dirimere il contrasto contro i genitori. Questi due ragazzi si sono rivolti all'Associazione Avvocati Matrimonialisti della Toscana dopo che i propri genitori no-vax hanno negato per i loro figli il consenso a ricevere il vaccino e sarebbero diversi i ragazzi in disaccordo con genitori no-vax, scrive il Corriere della Sera. Ritorniamo alla politique politicienne, la politica politicante, con Grillo che non vuole lasciare il simbolo a Conte e Conte che spara un out-out per il nuovo Movimento 5 Stelle. L'ex premier Conte e il fondatore Grillo sono vicini alla rottura sui poteri concessi a Grillo nel nuovo statuto. Conte vuole comandare e levarsi dai marroni Beppe Grillo. Beppe Grillo non è d'accordissimo. Le scadenze elettorali, la spinta per un'intesa anche in vista delle scadenze per le liste alle comunali. Il ruolo del logo, il leader in pectore, cioè molto in pectore Conte, ha bisogno del logo che è stato depositato dal comico nel 2012. Intanto in Calabria il centrodestra trova l'unità. Salvini, Spirlì, Occhiuto e Tajani, tutti insieme appassionatamente, i leader in Calabria, tra gli alleati va in scena l'unità. Il lancio del ticket Occhiuto-Spirlì, Occhiuto candidato presidente, Spirlì fa parte del ticket, presidente attuale facente funzioni. La nuova formazione si chiamerà Centrodestra Italiano. E sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidi per avere uno sguardo appunto d'insieme, poi vediamo le altre prime pagine. Da segnalare ancora cosa abbiamo in pagina economica. Il cioccolato amaro perché il gruppo Lindt sta tenendo in scacco l'italiana Caffarel Prochet di Torino, mitica. Sono a rischio un quarto dei dipendenti, 90 operai e impiegati di Luserna San Giovanni, un quarto dei dipendenti della Caffarel sembrano sul punto di perdere il posto in un'area depressa della provincia torinese. Nel 98 la Caffarel venne comprata dalla Lindt & Sprüngli. Sembrava a un passo dalla consacrazione sul mercato globale. Fondata quasi 2 secoli fa, la Caffarel era celebre per i gianduiotti e per il cioccolato di qualità. L'azienda piemontese era fra le aree più redditizie della multinazionale svizzera Lindt, che ne aveva acquisito il controllo. 23 anni dopo, un quarto degli operai rischiano il posto di lavoro. Cioccolato amaro per i dipendenti della Caffarel, che un tempo fu torinese.
Andiamo a vedere anche la pagina milanese lombarda del Corriere della Sera. Intanto Mattarella ieri ha inaugurato il nuovo Politecnico Architettura, la sede disegnata da Renzo Piano. Non è che si è sforzato molto, a occhio e croce, comunque mica male, per carità. E poi il presidente Mattarella, che si è fatto un giro a Milano, ha visto anche Don Mazzi, il mitico Don Antonio Mazzi, novantenne, droga, volontariato, traversate sui barconi, tra i giovani in trincea, l'incontro con Don Mazzi, del presidente Mattarella. Purtroppamente a Milano ci sono troppi blackout. Intervistato dal Corriere Francesco Gerli, amministratore delegato di Unareti. Unareti è la società che distribuisce energia elettrica e gas. Dal 14 giugno la rete elettrica milanese è sotto stress, con blackout in molti quartieri. Solo tra lunedì e martedì 80 guasti. L'aumento del carico è stato del 25% rispetto alla settimana precedente. L'amministratore di Unareti dice che l'emergenza non è mai stata vista così. L'abbiamo vista anche noi. Cittadini milanesi, tripli guasti negli stessi quartieri, 160 blocchi in 7 giorni rispetto ai 600 in un anno. Rimborsi automatici, promette l'amministratore Unareti. Pesano i consumi con poca regolazione, come l'aria condizionata nei negozi con la porta aperta, c'era anche negli anni scorsi, piuttosto che la temperatura tenuta molto bassa. Non sembra una giustificazione, diciamo così, convincente. Intanto, ondata Covid esaurita, un solo morto ieri, ma crescono i malati post-Covid, sintomi dopo un mese per 1 su 5, per il 20% dei guariti, e ambulatori sotto stress, cioè si guarisce ma rimangono sintomi poco piacevoli. E poi c'è la vicenda della candidatura a sindaco di Milano, è stallo di Berlusconi che non è convinto di Montigny, ha detto Berlusconi ci sono politici senza visione, si va verso un'altra fumata grigia. Il tormentone di ieri era capire quanto la battuta di Berlusconi sul candidato che manca a Milano fosse una presa di distanza da Oscar di Montigny. Il rompicapo di oggi riguarda invece l'identità del politico senza visione, a cui fa riferimento lo stesso di Montigny in un post su Facebook. In tutto il mondo è raro trovare classi politiche capaci di visione di lungo periodo. La ricerca del consenso immediato pregiudica ogni sforzo di rinnovamento e anche chi è mosso dai fini più nobili rimane condizionato dai vecchi schemi, così ha scritto su Facebook Oscar di Montigny, che attende di incontrare Berlusconi e Meloni. La citazione è ripresa da un suo stesso libro del di Montigny e arriva il giorno dopo le notizie riportate dalla stampa che parlano di Berlusconi dubbioso sulla candidatura di quello che è pur sempre il genero di uno dei suoi migliori amici di Berlusconi, cioè Ennio Doris. Intanto un altro sindaco, questo vero già eletto, il leghista Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia dal 30 maggio del 2019, da sindaco che ama i giovani, sulla Movida scelgo la linea dura, dice il sindaco leghista di Pavia. Fare del male alla città non è divertimento. Risse, giovani ubriachi già dal pomeriggio, gente che aspetta l'alba sui tetti o balla sul sagrato del Duomo, anfratti in centro storico di Pavia, bellissima città tra l'altro, usati come bagni pubblici. Il sindaco di Pavia, Fracassi, mette i paletti, meno male. Il coprifuoco non c'è più, ma dopo le 24 stop a birre e drink da asporto e decine di steward presidieranno i luoghi della Movida. I gestori dei locali che trasgrediscono saranno sanzionati con multe da 400 a 3.000 euro. Un plauso al sindaco Fracassi. Torna intanto Piano City Milano, un ponte fra centro e periferie, è la città che suona, edizione del decennale, dal 25 al 27 giugno, 100 concerti gratuiti. In scena anche Raffaele Gualazzi e tanti altri pianisti. Milano Piano City ormai è una manifestazione che in tutte le diverse parti della città è diventata storica. C'è un'altra bella manifestazione, almeno sembrerebbe bella, in Brianza, il festival Il Giardino delle Esperidi, in programma da 4 luglio fino al 4 luglio. Nei comuni di Colle Brianza, Ello e Olgiate Molgora, ogni giorno performance itineranti fino alle 18, dalle 20 spettacoli sul palco, la domenica in chiusura DJ set, voci che animano i boschi, teatro, musica, performance nelle campagne e nei borghi dei Colli Briantei di Campsirago,
Da domani torna fino al 4 luglio il festival itinerante Il Giardino delle Esperidi. E già che ci siamo, al Dal Verme invece a tutto Brahms, i pomeriggi musicali concludono la serie dedicata al compositore tedesco, parte l'ultimo atto, il festival a tutto Brahms dei pomeriggi musicali di Milano, un'istituzione musicale milanese, si conclude con 2 doppi appuntamenti tra oggi e domani. Oggi alle 17 e alle 20 il concerto pianoforte orchestra opera 83 di Brahms, domani alle 17 e alle 20 la seconda sinfonia di Brahms al Teatro Dal Verme. Con ciò abbiamo dato un bello sguardone enciclopedico al Corriere della Sera, andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi. Vediamo subito la Repubblica, poi la Stampa, poi tutte le altre a volo rapido, prima delle 8.30, segue la FEM se ce la facciamo. La legge Zan divide il Vaticano, titola il giornale fondato da Eugenio Scalfari e diretto da Maurizio Molinari. La nota che chiede modifiche al DDL sull'omofobia spiazza l'ala riformista più vicina a Papa Francesco. Per i vescovi grave violazione del concordato. Il cardinal Ruini dice nessuna ingerenza, è giusto intervenire. Draghi lavora a una mediazione. Poi abbiamo la già vista von der Leyen, la presidente della Commissione europea, che dice che l'Italia è un modello per l'Europa. Ezio Mauro invece commenta sul Vaticano e la legge Zan: la Chiesa entra in Parlamento, capirai che novità nella storia d'Italia. E poi c'è una cosa curiosa, lo straripante Franceschini, oltre a rilanciare Cinecittà, rilancia anche Pompei diventerà un non plus ultra a livello universale, in tutta la galassia, la Via Lattea non ci sarà niente di meglio. E poi la battaglia di Erdogan contro la musica proibita di notte. Questo qui è uno in gamba, Erdogan, ragazzi, è uno molto solido, c'ha 2 palle d'acciaio, nella sua ansia un po' coranica, ma fa niente, nella sua ansia oscurantista. La Turchia di Erdogan sfonda un nuovo muro, quello della musica, vietata dopo la mezzanotte, con la scusa del Covid, o della Covid. Ankara, la Turchia, ha revocato il coprifuoco per la pandemia dal 1 luglio, ma ha bloccato concerti e serate dopo le ore 24. Così su Repubblica. Già che ci siamo, cos'è che facciamo? Andiamo a vedere anche le pagine interne di Repubblica, laddove vi segnalo a pagina 9 uno dei 17enni toscani che hanno fatto causa ai genitori Novax. A 17 anni scelgo da solo, perciò mi ribello a mamma e papà Novax. Per mesi non ho avuto una vita. Voglio tornare a vedere la ragazza viaggiare, voglio avere il Green Pass e vaccinarmi. E così mi sono rivolto a un avvocato. Diciamo che questa voglia 17enne di fare è abbastanza comprensibile. Fatemi sto vaccino e non rompetemi più le palle. Voglio viaggiare, vedere l'amorosa e via dicendo. Le paure dell'Europa. Di che cosa ha paura l'Europa? Per gli italiani la crisi genera più paura che non la pandemia. Il rapporto è commentato dal sociologo Ilvo Diamanti su Repubblica. Secondo l'Osservatorio europeo sulla sicurezza, la Covid, ha messo in ombra gli altri problemi, anche se nel nostro paese preoccupa l'incertezza economica e boom di fiducia nella scienza. Sarebbe da dire quale scienza, ma questo è un altro discorso. Priorità ed emergenze secondo i cittadini d'Europa. Quali sono secondo lei i 2 problemi più importanti che il suo paese deve affrontare in questo momento? Gli italiani sono i primi della lista per i temi economici. Agli italiani fa più paura l'economia che il coronavirus. Al contrario succede in Francia, al contrario nel Regno Unito. In Germania fa molta più paura il coronavirus che non i temi dell'economia. Insomma, l'Italia è quella che ha più paura per l'economia. Quanto si direbbe preoccupato in questo momento per la diffusione del coronavirus in Italia? In Italia il 27%, in Francia il 26%, vabbè, questo è meno interessante. Comunque, in sintesi, gli italiani hanno più paura per l'economia che per la Covid-19. Il Movimento 5 Stelle intanto è a rischio crack, scrive anche Repubblica, torna l'ipotesi di un partito di Giuseppe Conte. E poi c'è la questione del carcere per chi diffama su giornali e social, ma solo nei casi gravi. La sentenza della Corte Costituzionale. La consulta cosiddetta, la Corte Costituzionale, ha cancellato l'articolo 13 della celeberrima legge sulla stampa del 1948 che prevede da 1 a 6 anni di carcere e la multa per attribuzione di un fatto determinato. La consulta ha mantenuto invece l'articolo del codice penale che prevede da 6 mesi a 3 anni di carcere per la diffamazione. Resta il carcere per tutti i casi più gravi di diffamazione attraverso media o social.
La Corte Costituzionale ha anche bacchettato il Parlamento che non ha cambiato la legge, anche se la stessa consulta aveva concesso un anno di tempo per farlo. Dunque, via il carcere per punire i giornalisti che diffamano, datato 1948, quando vide la luce la legge sulla stampa. La consulta sopprime il carcere, ma non del tutto, perché conserva ugualmente, non solo per i giornalisti, ma per chiunque scriva sui social, la possibilità di finire in cella da 6 mesi a 3 anni se viene attribuito un fatto di eccezionale gravità. Ovviamente, nelle mani del giudice resta la multa calibrata caso per caso. Dopo le questioni sollevate dai tribunali di Bari e Salerno, la Corte Costituzionale ha deciso, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, libertà di stampa, e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha spinto la Corte di Strasburgo ad assumere numerose decisioni contro il carcere, come quelle sui direttori Belpietro e Sallusti, invitando l'Italia a cambiare le norme. Così ha deciso la Corte Costituzionale, che ha bacchettato il Parlamento perché in un anno non ha fatto nulla. Al Senato la legge sulla diffamazione è stata bloccata assieme a quella sulle liti temerarie. Ora la Corte Costituzionale insiste sulla necessità di un intervento del legislatore comunque, poi lo vedremo come viene interpretata la sentenza anche altrove. Intanto da Repubblica rapidamente, Roma sta con Pechino sulla via della seta. Lo ha detto il ministro degli esteri cinese Wang Yi con un tweet, ma Di Maio è intervenuto per smorzare l'entusiasmo cinese sulla filocinesità dell'Italia. Sulla musica vietata in Turchia dopo mezzanotte abbiamo già visto, e quindi da Repubblica c'è da segnalare, in pagina economica, una notizia dell'antitrust europea che apre un'inchiesta sulla pubblicità online di Google con l'accusa di aver distorto la concorrenza favorendo le proprie inserzioni. La pubblicità definita display in Europa vale circa 20 miliardi di euro. Si tratta di banner che rimandano a un'altra pagina web. E la guerra dell'Unione Europea contro le big tech sembra non fermarsi. Ieri è toccato di nuovo a Google. La commissaria europea per la concorrenza Vestager ha avviato un'indagine su Google per distorsione della concorrenza e controllo dei dati, cioè dei profili degli utenti. L'arma più importante per la pubblicità online e non solo. Bruxelles ha puntato l'indice contro Google. La Commissione sembra essersi liberata dei complessi nei confronti dei giganti internet, scrive Repubblica, e inizia a tutelare anche i soggetti editoriali. Nello specifico è in discussione la possibilità che Google utilizzi i dati impedendo ad altri di fare pubblicità a parità di condizioni. Verrà esaminato l'accesso ai dati degli utenti per scopi pubblicitari su siti web e app. Lasciamo con ciò la Repubblica e andiamo adesso a vedere anche la Stampa di Torino, la prima pagina del quotidiano diretto da Massimo Giannini, eccola qui, si apre con l'affondo del Vaticano sul disegno di legge Zan, con il recovery plan, con la scomparsa nel Mugello del piccolo Nicola, di cui abbiamo detto prima, e con la questione della funivia del Mottarone, la vita di Eitan un mese dopo. Tra l'altro la Stampa dedica una pagina al Mottarone, alla strage della funivia, e poi lo vediamo un attimo solo che ci arriviamo. Il pezzo è di Niccolò Zancan, mentre il buongiorno di Mattia Feltri oggi è dedicato appunto al tema della Corte Costituzionale e della libertà di stampa. La Corte Costituzionale, scrive Feltri, ha deciso che il carcere per i giornalisti colpevoli di diffamazione è contrario alla nostra legge fondamentale. Tranne casi di eccezionale gravità servono sanzioni diverse dal carcere. Il problema di contemperare libertà di pensiero e tutela della reputazione era emerso nel giugno 2020, ma siccome in Parlamento c'erano varie proposte, la Corte Costituzionale lasciò che a sbrigarsela fossero i parlamentari. Però, forse perché i parlamentari sono robusti querelatori, le proposte sono rimaste tali. Dopo un anno è tornata la Corte Costituzionale, così come si è dovuto metter mano al suicidio assistito. Nell'ottobre del 18, caso DJ Fabo, sia l'accusa sia la difesa
domandarono se fosse legittimo portare a processo Marco Cappato per aver aiutato a morire un uomo cieco, paralizzato, dolorante e consenziente. La Corte rispose che qualcosa non tornava e invitò il Parlamento a sistemare le cose. La faccenda non è stata sistemata perché complessa, divisiva, è necessario studiare e quindi chi se ne frega. E a settembre 2019 i giudici hanno stabilito l'incostituzionalità della legge attuale, che è lì a far la muffa. Ma non è finita, conclude Mattia Feltri. Da qualche mese, su sollecitazione sempre della Consulta, il Parlamento è chiamato a rivedere l'ergastolo ostativo, cioè senza speranza di uscire dal carcere, perché tanto costituzionale non è. Secondo voi, su una riforma così poco popolare, il Parlamento deciderà qualcosa o aspetterà, eccetera? Oltretutto, col grande affare che c'è, da un talk show all'altro, a spiegare tutto quello che non va. Ironizza sarcasticamente Mattia Feltri in prima pagina su La Stampa di Torino. Dalla Stampa una pagina dedicata al recovery plan e alle donne, alle parole di Draghi seguano i fatti. Il famoso PNRR promette di incidere sul divario uomo-donna, ma prevale la preoccupazione. La ministra per le pari opportunità Bonetti dice che le prime risorse del PNRR, il PNRR, sono la leva per la parità di genere. I 7 miliardi stanziati dal PNRR per la parità di genere, cosa si farà per la parità di genere con 7 miliardi di euro? Permetteranno a tutte di accedere agli altri 240 miliardi, è tutta una roba di miliardi qua, con pari opportunità. Cioè i 7 miliardi che il PNRR destina alla parità di genere permetteranno alle donne di accedere con pari opportunità ai 240 miliardi, cioè almeno a 120, no? Sulle promesse del Premier, Italia bloccata da anni, è Draghi la persona giusta per cambiare il paese. Fanno un po' pena questi politicanti che parlano quando c'è un padrone solo e si sono scelti di sottomettere loro al padrone. Divertente questa cosa, vedremo tra qualche anno i frutti di questo commissariamento di fatto della politica e di questi soggetti ridicoli che si agitano sulla scena della politica, i partitanti, i politicanti, ben pagati per carità, tutta gente da decine di migliaia, non sia populismo questo, non sia interpretato come populismo perché è la pura realtà, ben pagati questi qui per fare le marionette che non decidono e non contano un cazzo e poi se la prendono con chi gli sta di sotto sostanzialmente, no? Alzano la voce quando possono per far vedere che sono al mondo. Ridicoli. Comunque il popolo della notte torna in discoteca, siamo tutti felici e poi c'è un curioso servizio, dal 1° luglio naturalmente, c'è un curioso servizio della Stampa sul fortino dei medici Novax, sono lì col fucile a sparare a chi gli proponga il vaccino. Questi medici sono operatori sanitari sospesi perché non si vaccinano. Meglio la fame, dicono. Preferiscono restare senza stipendio e fare ricorso contro la legge. In Emilia-Romagna e Liguria è record di dottori e infermieri che rifiutano il vaccino. Meglio morir di fame che di vaccino, dice questa signora al telefono, a poco più di 50 anni, operatrice sociosanitaria in una residenza per anziani di Ivrea, Piemonte. Lavorava lì perché da 2 mesi è stata sospesa dal servizio, lasciata a casa senza stipendio. Dopo l'entrata in vigore della legge sull'obbligo vaccinale ad aprile, la direzione della struttura ha intimato a tutti i dipendenti di vaccinarsi. La metà delle colleghe non voleva, racconta questa signora alla Stampa, ma poi per paura hanno ceduto. Io sono l'unica ad aver resistito. Ora questa operatrice, Novax, ha dato mandato al suo avvocato di contestare la legge, ma non arretra di 1 millimetro. Il vaccino fa male, dice questa signora. Non è sperimentato, la lista dei morti è molto più lunga di quanto ci dicono. Hanno provato a convincermi a vaccinarmi per tornare al lavoro, non ci penso nemmeno. Secondo i dati della struttura commissariale, in Italia sono più di 45.000 gli operatori sanitari non vaccinati, nella maggior parte operatori di strutture private, in misura minore infermieri, ancor di meno medici. Va precisato che non tutti a 45.000 hanno scelto di non vaccinarsi. Nel mucchio ci sono anche quelli che hanno avuto la Covid negli ultimi 6 mesi e quelli che hanno problemi di salute incompatibili con la vaccinazione. L'Emilia-Romagna è la regione che in assoluto ha il record di operatori sanitari Novax, 14.000 e oltre, ma dall'assessorato alla salute smentiscono.
Così sulla Stampa, nel fortino dei medici Novax. A pagina 11 della Stampa, invece, non 13, Nicolò Zancan, un mese dopo, sulla tragedia del Mottarone, 14 morti. Le indagini, il turismo sparito, un mese dopo il disastro in funivia con 14 morti. Chi è rimasto in vetta dice che adesso qui è il deserto, come intorno al ponte Morandi. Vogliamo tornare a vivere. Intanto il piccolo Eitan migliora dietro un muro di affetto e ora Pavia si mobilita per il suo futuro. La sua vicenda ha spinto molte persone a donare soldi per lui, per questo poverino che è rimasto senza genitori. Mentre la Stampa si occupa anche della strategia della Turchia sulla Libia. La Turchia è l'attore forte che si è imposto in Libia con la questione dell'immigrazione. Far saltare le elezioni per salvare i contratti. È la strategia turca. Oggi i ministri degli esteri a Berlino, anche il premier libico, per quel che conta, Dbeibeh, frena sul voto di dicembre. Rischi per la sicurezza. E intanto l'agenzia Frontex europea diffonde i dati sulle migrazioni. Nel Mediterraneo centrale arrivi più che raddoppiati rispetto al 2020. 47.100 i migranti entrati illegalmente in Europa nei primi 5 mesi del 21. Rischia di partire zoppa la conferenza di Berlino sulla Libia. Un anno e mezzo dopo l'incontro del gennaio del 20, i ministri degli esteri europei, americano e dei paesi nordafricani coinvolti si incontreranno a Berlino. La stabilità della Libia, il dossier migranti si intrecceranno nel Consiglio europeo, dove la bozza di conclusione fa entrare anche Sahel e Libia dopo le pressioni del governo italiano. Si vedrà. Intanto ISIS, Stato islamico, e mercenari russi, scrive ancora la Stampa, destabilizzano la Libia. Un casino, insomma, la Libia. Grazie a Sarkozy in primis e a Obama che bombardarono il buon Gheddafi negli anni che furono, nel lontano 2011, e da lì in avanti è stata una meraviglia la Libia, che abbiamo sotto al sederino nostro. Mentre lasciamo la Stampa per andare a vedere adesso il Fatto Quotidiano, poi vediamo La Verità e Libero. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con un pezzo di Piercamillo Davigo: così Salvini vuole i delinquenti liberi. Davigo spiega gli effetti devastanti del quesito referendario sulla carcerazione preventiva. Sembra uno scherzo. Abolisce il referendum la custodia cautelare per chi scippa e rapina nelle case. Ma non voleva sparargli? Lo sa Salvini che così escono pure gli stranieri irregolari? A pagina 17 c'è la spiegazione del dottor Davigo sulla custodia cautelare e lo scherzo leghista. La custodia cautelare è la misura restrittiva, spiega Davigo, che si può adottare nei confronti di chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per determinati delitti, sempre che ricorrano esigenze cautelari. Questo istituto, la custodia cautelare in carcere, esiste in ogni paese al mondo, per la ragione che non si può lasciare libero di impedire l'assunzione di prove, di fuggire o di continuare a delinquere chi per esempio ha scippato una persona o svaligiato un appartamento. In altri stati il rigore è ben maggiore. Negli Stati Uniti, per una felony, l'equivalente di un nostro delitto, la polizia, quando ritiene sussistere l'indizio di colpevolezza, arresta il supposto autore. Si vede anche nei film americani. Non si tratta dell'arresto in flagranza o del fermo, che presuppone pericolo di fuga. Questo spiega il largo ricorso alla cauzione negli Stati Uniti. Inizialmente vengono arrestate persone che da noi non lo sarebbero mai. In Italia la percentuale di detenuti in custodia cautelare, scrive Davigo, è più elevata che in altri paesi, perché da noi gli imputati sono considerati in custodia cautelare anche dopo la condanna in primo grado, quella in appello e perfino in ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, per la sola rideterminazione di pena. All'estero, dopo la condanna in primo grado, si è in espiazione della pena. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che ogni persona accusata di reato sia considerata innocente finché la colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Secondo la Costituzione italiana, l'imputato è innocente fino a condanna definitiva. Ma sempre la Costituzione stabilisce che contro le sentenze e i provvedimenti di libertà personale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione. Ma torniamo alle esigenze cautelari. Articolo 274, Codice Procedura Penale. Devono essere attinenti a pericolo di acquisizione o genuinità della prova, fuga dell'indiziato, pericolo di reiterazione dei reati. E qui arriviamo al terzo quesito del referendum abrogativo, che riguarda
quest'ultima ipotesi. Proviamo a fare chiarezza. L'articolo 274 Codice Procedura Penale stabilisce che, punto C, pericolo di reiterazione dei reati, quindi questo giustifica il carcere. Quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta a indagine o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da precedenti penali, quando sussiste il concreto attuale pericolo che il soggetto commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza o contro l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare, l'arresto, sono disposte solo se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni o, in caso di custodia in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti. Legge 2 maggio 74, 195. Le situazioni di concreto attuale pericolo non possono essere desunte solo dalla gravità del reato per cui si procede. Così recita il codice. Il terzo quesito referendario propone di abolire le parole o della stessa specie di quello per cui si procede. Insomma, alla fine, che cosa succede con il referendum, sostiene Davigo? Potranno essere sottoposti a misura cautelare solo coloro nei confronti dei quali c'è il concreto attuale pericolo che commettano gravi delitti con l'uso delle armi o altri mezzi di violenza o contro l'ordine costituzionale o criminalità organizzata. Per esempio, non potranno più essere posti in custodia ladri, bancarottieri, corrotti, corruttori e falsari. Provo a spiegare l'effetto. Uno scippatore arrestato in flagranza, dopo l'arresto dovrà essere rilasciato, non sarà possibile disporre la custodia cautelare. Altrettanto avverrà per il ladro che ha appena svaligiato un appartamento. L'eventuale abrogazione comporterà la cessazione della custodia cautelare anche per quelli che sono attualmente detenuti. La repressione concreta dei reati non può essere diversa da quella attuata in altri stati. Se è più alta si esporta criminalità, se è più bassa si importa. Sarà ragionevole attendersi l'arrivo in Italia di un ulteriore cospicuo numero di ladri, visto che per i furti non si potrà essere posti in custodia cautelare. Quel che colpisce è l'adesione della Lega a questo quesito referendario. La Lega si qualifica come partito di destra, la destra vuole legge e ordine, scrive Davigo. Non avevano i leghisti insistito per la modifica della normativa sulla legittima difesa, consentire di sparare a chi entrava in un'abitazione o nelle pertinenze? Il leader di quel partito aveva fatto del contenimento degli immigrati irregolari uno dei punti programmatici. Nelle carceri italiane 1/3 dei detenuti in custodia cautelare sono stranieri irregolari, verranno scarcerati. Forse è troppo pretendere coerenza, un po' di buonsenso non guasterebbe. Così la mette Davigo nelle vesti di professore in prima pagina. Si apre dibattito. Peraltro sul quotidiano Libero l'altro giorno avevano affrontato il tema anche Paolo Becchi e Giuseppe Palma e il terzo quesito referendario concerne proprio questa questione del carcere preventivo per chi è accusato di reati violenti. Questo quesito referendario, spiegavano Becchi e Palma su Libero, nasce dai tempi di Tangentopoli, quando della carcerazione preventiva si fece un uso sconsiderato, il più delle volte nei confronti di persone sottoposte a indagine che dopo i 3 gradi di giudizio o risultarono innocenti oppure condannati a pene che non prevedevano la reclusione perché rientravano nella facoltà dell'affidamento in prova. Nel 97 fu il Presidente della Repubblica, Scalfaro, a denunciare la barbarie del tintinnio di manette nelle indagini preliminari. Nonostante i 4 governi Berlusconi abbiano tentato di intervenire per limitare l'arbitrio, diverse fazioni della magistratura si sono messe di traverso, strillando all'attentato contro l'indipendenza della magistratura. Bisogna attendere il 2015 per un primo intervento. La legge riesce a limitare il ricorso alle misure cautelari, inserendo nell'articolo citato da Davigo, il 274 Codice Procedura Penale, di fianco al pericolo concreto anche il requisito dell'attualità del pericolo. Vediamo come funzionano oggi le misure cautelari. Quando sussiste una delle esigenze di arresto, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, e solo quando il pericolo è concreto e attuale, il PM può chiedere al GIP la misura cautelare, l'arresto della persona.
La difesa non può nulla se non presentare istanza al Tribunale del riesame. Il quesito referendario vorrebbe abrogare l'articolo 274,1 lettera C del Codice di procedura penale nella parte in cui consente l'applicazione del carcere anche per delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, ovvero in caso di custodia in carcere, delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti. In pratica, spiegano Palma e Becchi, le misure cautelari, tra cui quella del carcere, sarebbero applicabili soltanto nei casi stabiliti dal primo periodo lettera C dell'articolo 274,1 Codice procedura penale, vale a dire solo per i gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata. Il quesito mira a limitare in modo decisivo il ricorso al carcere, in primis la custodia cautelare appunto in carcere, solo per quei reati particolarmente gravi che giustificano attenzione alta da parte dello Stato. Lo scippatore e il ladro in casa, allora è salvo o no? Parrebbe di sì, però urge, diciamo così, parere dei tecnici su questa questione, che comunque il pezzo di Davigo sul Foglio, sul Fatto di oggi, pone. E la domanda c'è. Gli esperti scenderanno in campo. Mentre Draghi dice di aver fatto il test sierologico per ricorrere al vaccino eterologo a 73 anni, ma i medici lo sconfessano. Quel test è inutile dopo la prima dose, dicono i medici. C'è in primo piano anche il Vaticano contro l'Italia. Cosa c'entra il concordato? Si domanda lo studioso Margiotta Broglio. La Santa Sede invoca il rispetto dei patti tra Stato e Chiesa, ma a sproposito, dice il professor Margiotta Broglio, non c'entra nulla il concordato nella sacra ingerenza diplomatica. E poi, sempre dal primo piano del Fatto Quotidiano, c'è la questione dei licenziamenti. Il decreto di Palazzo Chigi con i blocchi selettivi, questione lavoro, si avvicina alla scadenza del 30 giugno, quando finirà il blocco dei licenziamenti. Maggioranza divisa, si muove il governo. L'ipotesi di proroga per i settori in crisi, il tessile, eccetera. Ai sindacati non basta, si deve arrivare a ottobre, chiedono i sindacati. Sulla questione del Vaticano, vi dicevo l'intervista all'83enne professore storico e giurista dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa nella commissione sul concordato, Francesco Margiotta Broglio. Conta solo la politica, non il concordato. I dubbi sulla legge Zan sono più che legittimi, ma non c'entrano con il concordato, l'accordo dell'84. Anche sul Fatto, la questione del carcere per i giornalisti, no al carcere, salvo per diffamazione grave. La sentenza parla di obbligo di detenzione illegittimo. La Corte Costituzionale fa sparire, ma non del tutto, il carcere per i giornalisti e chiama in causa di nuovo il Parlamento, sordo e muto. Ieri sera i giudici hanno dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge del 48, ci è voluto un bel po' per stabilire che dal 48 a oggi l'articolo 13 non è conforme a Costituzione, che prevede il carcere obbligatorio da 1 a 6 anni per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato. Rimane in vigore invece, perché è ritenuto compatibile con la Costituzione, l'articolo 595 terzo comma Codice Penale, che prevede per le ipotesi ordinarie di diffamazione a mezzo stampa o di altra forma di pubblicità la reclusione da 6 mesi a 3 anni oppure il pagamento di una multa. La Corte spiega che questa norma consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. Per il resto si tratta di multe. Eccezionale gravità è tutta da vedere. Intanto sul Fatto di oggi, Consiglio di Stato, i miracoli di Frattini, promosso con ben 13 anni di assenze. L'ex ministro berlusconiano Franco Frattini, nominato presidente aggiunto per anzianità, ma da tempo immemore fa soltanto politica. Ha fatto 13 anni di assenza, è stato promosso lo stesso all'interno della Consiglio di Stato, scrive il Fatto Quotidiano. Intanto in Sardegna Solinas, il presidente, minaccia i sindaci, il piano casa va applicato, nonostante sia stato impugnato dal governo, la legge è in vigore, è efficace, deve essere applicata. È l'ultimatum contenuto in una lettera che
Gli enti locali della Sardegna si sono visti recapitare il 1° giugno. Il piano casa va applicato, quello che non è piaciuto a Berlusconi perché gli ha bloccato un'operazione edilizia in Sardegna. Intanto sulla Verità e sul Fatto, ma ne parleremo anche oggi qui a RPL nel corso della trasmissione Zoom con Antonino Danna alle 10.35, dopo la trasmissione dedicata agli amici degli animali, sostanzialmente con la nostra collega del Corriere della Sera Paola D'Amico, dopo la trasmissione dedicata appunto agli animali. Alle ore 11 si parlerà delle 2099 pagine di documenti preparate dal team di avvocati che rappresentano 500 familiari di vittime Covid, guidate dall'avvocato bergamasco Consuelo Locati, che è già intervenuta più volte qui in RPL anche con Francesco Borgonovo, oltre che in Zoom. Il faldone è pronto per il deposito presso il Tribunale Civile di Roma e contiene documenti contro il governo e la regione Lombardia in questo caso, e cercheremo di capire quali sono i capi di accusa, tra virgolette, nei confronti del governo centrale di Roma e della regione contenuti in questi documenti. Ne parla oggi La Verità e il Fatto Quotidiano. La maxi causa contro lo Stato, sostanzialmente, più che contro la regione. Si parte l'8 luglio, oggi depositati a Roma nuovi atti, altre 200 famiglie si costituiscono in giudizio, hanno perso i loro cari tra seconda e terza ondata, e anche oggi le istituzioni non sono capaci di fronteggiare la pandemia, non hanno fatto nulla per migliorarsi, o hanno fatto poco e nulla sostanzialmente, questo è il punto. Ma poi vedremo anche sulla Verità l'articolo a questo dedicato, e lasciamo con questo il Foglio, andiamo giusto appunto alla Verità, prima della pausa delle 8.30. La Verità di Maurizio Belpietro oggi apre con un titolone: Habemus Papam. Il pezzo è del direttore, di commento: bordata contro la legge Zan che viola il concordato. Una nota formale del Vaticano: il bavaglio gender può compromettere la libertà di culto. Finalmente anche il Vaticano, scrive Belpietro, si muove per fermare una norma ideologica che minaccia il diritto di parola su temi delicati come educazione e famiglia. Pagina 2, il pezzo di Maurizio Tortorella: il Vaticano impugna il concordato contro la legge Zan. Per la prima volta la Santa Sede chiede al governo italiano di modificare un disegno di legge, in quanto quello contro l'omotransfobia violerebbe la libertà di parola e di pensiero. È una grande lezione di laicità e la mossa è stata benedetta dal Papa, scrive ancora La Verità. Si riapre a questo punto la trattativa tra i partiti. Da padre Spadaro al quotidiano cattolico Avvenire, i catto-progressisti si leccano le ferite. Il gesuita padre Spadaro, civiltà cattolica, esibitosi sul New York Times, era stato umiliato dai vescovi americani, sconfessato anche Avvenire, che dava voce al papà del disegno di legge, cioè all'onorevole Zan. Letta si busca l'ennesimo ceffone, scrive Giorgio Gandola, e il Nazareno medita il colpo di grazia. L'ex premier prende solo abbagli. Gelato da Draghi sulla patrimoniale, ora gli tocca la lavata di capo del Vaticano dopo che aveva blindato la legge anti-omofobia. Aveva detto Letta avanti decisi sulla legge Zan. Ormai gli stessi Dem, elettori e dirigenti, non gli danno più retta. Voleva cacciare Salvini dal governo e Super Mario lo ha richiamato all'ordine. Fidandosi di Conte ha toppato sulla Raggi, ha ceduto a Goffredo Bettini candidando Gualtieri a sindaco di Roma. Tutte le cappellate di Letta le elenca Giorgio Gandola, e sul Vaticano ci sono le prime 4-5 pagine della Verità di oggi, mentre a centropagina c'è un'altra questione, l'intervista al presidente della Consob Savona, Paolo Savona, poi la vediamo meglio, sulle criptovalute. La moneta deve essere pubblica, dice Savona. Francesco Borgonovo si occupa degli avvocati pagati al clandestino e non all'agente di polizia. Ha sparato per fermare un ghanese violento che minacciava i passanti col coltello. Indagato un poliziotto, dovrà difendersi a sue spese. La risorsa, invece, avrà il gratuito patrocinio. È un paese alla rovescia. Sulla proprietà privata, Claudio Antonelli si sofferma su una sentenza della Corte Costituzionale in tema non di stampa ma appunto di proprietà, un colpetto al blocco degli sfratti e dei pignoramenti, titola in prima pagina La Verità. Di che cosa si tratta? La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione degli sfratti e della tutela della proprietà privata. La Corte Costituzionale ha criticato il governo che non tutela la proprietà privata, scrive Claudio Antonelli,
La consulta interviene sul blocco degli sfratti, dichiarata illegittima la scelta di prorogare la norma di sospensione delle esecuzioni di pignoramento sull'abitazione principale a carico del debitore. I giudici criticano il fatto che nessuno dei due governi, Conte e Draghi, abbia trovato un'alternativa al blocco, sostanzialmente alla proroga della sospensione degli sfratti, delle sospensioni di esecuzione di pignoramento sull'abitazione principale. Garantire alle vittime economiche del Covid un sollievo non può essere a danno dei proprietari privati, dice la Corte Costituzionale. Il resto lo vediamo tra poco, dopo la consueta pausa delle ore 8:30. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni, compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Saiano Brescianissima è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia, troverete nylon, derlin, PVC, silicone, Vulcolan, plexiglass, policarbonato sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Eccezionale ondata di caldo al sud a causa dell'invadenza dell'anticiclone africano, sole anche altrove salvo per rare eccezioni. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque salvo per poche velature a carattere sparso e del tutto innocue al nord-ovest. Nel pomeriggio disturbi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi con rovesci sparsi in particolare su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige. Situazione invariata altrove. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
E dovremmo essere ritornati in onda in diretta. Abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, sempre con il nostro bel calendario musicale sotto mano. 23 giugno 1824 nasce ad Amburgo Karl Reinecke, musicista tedesco. Ovviamente abbiamo ascoltato una fantasia per clarinetto e pianoforte, opera 22, poco fa. Intanto do il benvenuto e il buongiorno a Carola Rossi, che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi. Oggi Buongiorno, si parla Giulio. di risparmi. Buongiorno Carola. Buongiorno Giulio, innanzitutto buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Esattamente come dici tu, oggi è uno di quei mercoledì dedicati agli appuntamenti finanziari, quindi siamo in compagnia della nostra financial advisor di riferimento Kenza Boga Shugara, e parleremo di una tematica molto attuale che tra l'altro è stata anche richiesta da alcuni ascoltatori durante le puntate precedenti, e quindi noi con piacere accogliamo Sì, una cosa che è proprio richieste. sull'onda della cronaca, i Esatto, bonus perché edilizi e le parleremo. agevolazioni fiscali 2021. Più Esatto. diciamo così attuale di così si muore. Esatto, perché proprio come dici tu, in particolare cercheremo di far chiarezza sul famoso super bonus 110%, che è uno di quei temi che effettivamente sta un po' tenendo bando all'interno di tutte le varie riunioni di condominio o meno di questo periodo, soprattutto perché è una tematica molto complessa, e oggi cercheremo in compagnia di Kenza di capirne innanzitutto bene nel dettaglio il funzionamento. Vedremo quali sono poi anche i requisiti tecnici necessari per poter accedere a questo bonus, e soprattutto per avere gli strumenti per capire effettivamente quando vale la pena accedere a questo tipo di super bonus. Perché l'idea è ottima, no? È stata giudicata ottima da moltissimi, anche privati, condomini, eccetera. Però il problema è la sua applicazione, questo è il punto. Esattamente, poi è importante capire quali sono le aree di intervento che effettivamente vengono coperte, perché non tutti gli interventi ovviamente possono concorrere nel super bonus, in che modo viene erogato il bonus, quindi se il condominio al privato ha bisogno di anticipare i soldi, come funziona, insomma cercheremo proprio di fare chiarezza, perché davvero, come dicevo, è una tematica molto complessa, quindi come sempre poi la nostra ospite sarà a disposizione ovviamente anche per chiarimenti in diretta, quindi se avete bisogno di fare le domande o porre quesiti ovviamente potete farlo chiamando come al solito al nostro numero o mandando un'email a rpl.carola@gmail.com. Quindi perfetto. Un appuntamento interessante, ci sentiamo più tardi. Molto di attualità dalle 12 alle 13, grazie a Carola Rossi e a Kenza Bogasciuara, più tardi dalle 12 appunto fino alle 13. Grazie Carola, buona giornata, a più tardi. Buona giornata. Torniamo a questo punto alla prima pagina della Verità che avevamo lasciato per chiudere il pezzo di Stefano Graziosi, chi gioca con i numeri della variante Delta, in Gran Bretagna più contagi ma anche molti più tamponi e meno morti. E intanto scrive Marcello Veneziani, lato destro di Pasolini, la Meloni arruola Pierpaolo Pasolini e non è affatto uno scandalo, sostiene Marcello Veneziani nel suo commento di prima pagina. Nella sua autobiografia, la presidente di Fratelli d'Italia elogia il manifesto politico conservatore di Pierpaolo Pasolini. La sinistra, che lo rinnegò, salvo ridurlo a santino da morto, non si meravigli, Pierpaolo Pasolini da marxista eretico ha incarnato l'orgoglio di essere reazionario e antimoderno. Dagli inni alla destra sublime ai dialoghi coi missini, tutto pur di uscire dai canoni. Per Vattimo, filosofo, avrebbe odiato i gay pride per il loro essere così massificanti, scrive Veneziani. Con questo lasciamo la prima pagina della Verità. Dalla Verità vi segnalo anche, lasciati gli argomenti di primo piano, soprattutto la questione del Vaticano, un pezzo di Antonio Grizzuti, pagina 8, sugli scienziati tedeschi e inglesi che avvertono vaccinare i più piccoli non è necessario. Monta il dibattito sulla vaccinazione per i minori. Gran Bretagna e Germania vanno verso la raccomandazione soltanto per soggetti fragili. Soltanto in Italia la disputa sui giovani è appiattita a favore dell'immunizzazione. A Berlino si discute perché le morti nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni sono state lo 0,03% del totale.
Poi c'è la questione del ceppo SARS-CoV-2 nato forse in laboratorio, ma dirlo può ostacolare la carriera, dice la microbiologa italiana Rossana Segreto, che sostiene di essere stata per questo criticata dai colleghi per l'ipotesi della quale si interessa anche il presidente degli Stati Uniti, Biden, cioè la possibile fuga dal laboratorio del virus che ha generato la Covid-19. Dell'articolo di Stefano Graziosi abbiamo detto, ma ci torniamo sopra rapidamente a pagina 9. In Gran Bretagna, il regno della variante Delta, si muore di Covid meno che da noi. Panico per il boom di contagi in Inghilterra. Ma Londra fa molti più tamponi di altri paesi e la campagna vaccinale funziona. Ricoveri e vittime sono sotto controllo. La Germania però insiste, vuole levare a Johnson la finale di calcio degli europei con la scusa dei contagi. Ieri i test condotti in Gran Bretagna sono stati 1.019.739. In Italia, nello stesso giorno, scrive La Verità con Stefano Graziosi, in Italia nello stesso giorno abbiamo fatto 192.000 test, cioè molti meno della Gran Bretagna. Si spiega anche così il divario nel numero di positivi, perché là fanno test 5 volte di più. La Gran Bretagna è a rischio, ha detto Angela Merkel, nonostante le rassicurazioni del ministro britannico Hancock. Credo, anzi spero, ha detto il ministro britannico, che la UEFA agisca in maniera responsabile. Dopodiché anche La Verità si occupa della nuova causa dei parenti delle vittime. Il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva parlato di Italia impreparata. Sono 2099, come sentiremo poi alle 11 stamani, 2099 le pagine depositate presso il Tribunale Civile di Roma dal team dei legali che rappresentano 500 familiari vittime Covid, guidate dall'avvocato Consuelo Locati. Un gruppo molto determinato, è lo stesso gruppo che ha già portato alla luce, e presso la Procura di Bergamo, il famoso rapporto del ricercatore Francesco Zambon e ha dato il via all'inchiesta sul piano pandemico. La scelta di rivolgersi al Tribunale di Roma non è casuale, perché, come sottolineato dalla stessa avvocato Locati, la causa civile chiama in causa la responsabilità trasversale della politica e delle istituzioni e vuole chiedere che quanti dovevano gestire la risposta italiana alla pandemia si assumano le proprie responsabilità davanti ai cittadini che erano chiamati a proteggere. Pur non esplicito, il riferimento al governo e alla regione Lombardia appare netto. L'8 luglio è la data della prima udienza di questa causa che si annuncia combattuta perché le citate 2099 pagine sono pesanti non solo per la mole ma per il contenuto. Si tratta di un lavoro di ricerca certosina che abbiamo messo insieme in maniera ordinata, dice l'avvocato Locati, a partire dal piano segreto ai verbali della task force, che evidenzia uno stato protratto di negligenze e di omissioni, oltre che di violazioni di legge. Sarà la magistratura ad valutare la fondatezza di queste ipotesi, ma i ricorrenti hanno raccolto materiale di rilievo. Questo è certo, scrive La Verità. Ne è prova un report che rafforza quanto si temeva a proposito dell'impreparazione italiana a gestire la prima ondata Covid. Stiamo parlando di un report conclusivo dell'incontro che il Centro Europeo Prevenzione e Controllo Malattie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno avuto in Italia dal 24 febbraio al 6 marzo del 2020. Nel documento ci sono molte cose interessanti. Si descrive un quadro grave in cui emerge che mentre in Val Seriana l'esercito sarebbe stato pronto a chiudere, a livello centrale si doveva ancora identificare un'istituzione nazionale di riferimento della risposta per il controllo e la prevenzione dell'infezione. Nel report il Centro Europeo Prevenzione e Controllo delle Malattie e l'OMS definiscono come necessaria una strategia di coordinamento che prevedeva piani tecnici in tutte le aree e viene messo nero su bianco che l'Italia versava in una situazione di disordine totale. Il siamo prontissimi di Giuseppe Conte era avventato, ma che l'Italia oltre un mese dopo quelle parole e le successive rassicurazioni del ministro Speranza fosse ancora in altissimo mare è un tragico elemento di novità. Ben un mese dopo il siamo prontissimi del 27 gennaio del 2020 di Giuseppe Conte. Si vedrà, comunque la causa è massiccia, è una causa collettiva sostanzialmente e debutta l'8 di luglio a Roma.
Dalla Verità di oggi poi ci congediamo con l'intervista di Camilla Conti al presidente della Consob, l'autorità di controllo delle società quotate in borsa, Paolo Savona. Solo lo Stato può garantire la moneta, dice Savona, cauto sulle monete virtuali. Le valute non possono essere private, necessitano di un percorso di legge. Blockchain e intelligenza artificiale oggi impongono di spezzare le funzioni finanziarie e separarle da quelle di gestione del risparmio. L'Agenzia Nazionale Cyber Security è una buona notizia per l'Italia digitale. È fondamentale cambiare il ruolo degli istituti di credito nel circuito monetario. Insomma, il concetto fondamentale che esprime Savona è che soltanto lo Stato può garantire la moneta, è uno dei principi classici della sovranità, no? Vi ricordate? La spada, la moneta e la bilancia, cioè l'esercito, la moneta e la giustizia, i tre cardini della sovranità. Intanto chiudiamo con Fabio Amendolara, pagina 19 della Verità di oggi. La Milano di Beppe Sala sta diventando una città a misura di Pantegane, documentata una vera e propria invasione di ratti in centro. Aumentano anche i bivacchi di disperati e i problemi di sicurezza. Nella settimana dei blackout il sindaco illumina il municipio per il Gay Pride, scrive in tono critico La Verità. Dalla Verità torniamo invece a vedere il primo piano di Avvenire. Andiamo veloci agli altri quotidiani di oggi. Avvenire apre la sua prima pagina con la questione del disegno di legge Zan. Difendere la libertà è il titolo, niente meno. Nella nota verbale della Segreteria di Stato all'ambasciatore italiano la preoccupazione per il testo che è al vaglio del Senato. Ma a pagina 3 di Avvenire c'è un interessante articolo, il testo anzi, dell'appello per la costituzione di una coalizione di stati disponibili alla ricollocazione dei rifugiati, una coalizione di volonterosi per accogliere i rifugiati nell'Unione Europea. È la richiesta di un gruppo di organizzazioni non governative europee alla Presidenza del Consiglio dell'Unione. Ma l'Unione Europea su questo ha già dimostrato da anni e anni e anni di non voler redistribuire un bel niente in tema di immigrazione. Il verbo è brutto, usato per le persone, ma quello è il concetto. Non si accoglie in maniera condivisa. A chi tocca, insomma, è il concetto. Mentre a pagina 5 di Avvenire c'è l'intervista al senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia del Senato, relatore del disegno di legge Zan sull'omotransfobia, che dice che il suo tentativo di accordo o lodo può funzionare. Quella della Lega è una proposta seria, il PD sieda al tavolo. I nodi critici sono le definizioni iniziali, l'identità di genere c'è autodichiarata e gli articoli 4 e 7, ma si può trovare una sintesi. La richiesta di dialogo mia e della Lega è vera, seria, dice Andrea Ostellari, e quindi una richiesta anche del Vaticano di rivedere il tutto può essere accolta in tema di ridiscussione di questa proposta di legge Zan. È la sede giusta, dice il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, quella proposta di dialogo. Mentre Draghi sulla questione del PNRR ha detto spendere con onestà, su questa questione c'è un'intervista all'ex Ministro dell'Economia, qualcuno lo ricorderà, Giovanni Tria, ai tempi Ministro del Governo del Conte 1. Decisiva la riforma della giustizia per far partire gli investimenti europei. Quando c'era Conte era stato presentato un piano da scherzi a parte. C'è chi, come Marco Travaglio, sostiene che il 95% del PNRR di Draghi è uguale a quello presentato già da Conte. Il ministro invece dell'economia del governo Conte 1 dice non è vero affatto, quello presentato da Conte era un piano ridicolo. Draghi lo ha cambiato completamente. Quando ho visto quel che si poteva vedere dei testi del governo Conte, pensai a scherzi a parte, dice Tria. Poi provarono a rimpinguare il piano, ma la verità è che sul finire del Conte 2 un piano l'Italia non ce l'aveva per i fondi europei. Anche sul piano istituzionale Draghi ha fatto la cosa più logica, fare del Ministero dell'Economia il centro operativo del piano, sotto la regia della Presidenza del Consiglio. Conte giocava a scherzi a parte, Draghi fa sul serio, dice l'ex Ministro dell'Economia Tria, intervistato da Avvenire. Per la pagina degli esteri, invece, in Canada, bruciate 2 chiese nella riserva dei nativi canadesi, in British Columbia, perché a maggio era esploso un caso, il ritrovamento di resti di ben 215 bambini in un pensionato per minori indigeni nativi in British Columbia, il che ha confermato i racconti di centinaia di sopravvissuti e le conclusioni
di una commissione governativa. Questi bambini erano stati fatti fuori sostanzialmente. La commissione aveva appurato che 150.000 bambini nativi canadesi erano passati fra il 1890 e il 1996 in centri di assimilazione forzata voluti dal governo e 4.000 vi erano morti. Una tragedia incredibile. Sono quasi certamente dolosi quindi gli incendi che hanno raso al suolo 2 chiese cattoliche in una riserva di nativi canadesi nella British Columbia, il giorno in cui, lunedì notte, il Canada celebrava la giornata nazionale dei popoli indigeni. La polizia indaga su un legame col ritrovamento dei resti di 215 bambini indigeni autoctoni in un'ex scuola residenziale cattolica, i collegi dove venivano portati i piccoli aborigeni strappati alle famiglie, collegi spesso gestiti da ordini religiosi. Che storiaccia brutta in Canada. Mentre sempre da Avvenire, andiamo a vedere anche la pagina economica, in grande spolvero Corrado Passera con la sua Illimiti, la banca che è pronta a diventare grande, alleanza con il gruppo Ion che entra nel capitale. Nel piano industriale gli utili raggiungeranno 240 milioni nel 2025. Insomma, oggi i giornali danno grande spazio all'ex ministro e banchiere numero 1 di Intesa e prima ancora numero 1 delle Poste Italiane, Corrado Passera, lo ricorderete nel governo Monti. Corrado Passera con la sua banca Illimiti. Grande pubblicità per lui sui quotidiani di oggi. Nubi invece sul futuro dei navigator nella lotta alla povertà. L'intenzione del governo è quella di cambiare scelte sul fronte delle politiche attive e superare queste figure dei navigator previste con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Che ne sarà dei poveri navigator? Chiudiamo con la cronaca milanese di Avvenire. Mattarella ieri a Milano ha inaugurato il campus di architettura del Politecnico con Renzo Piano progettista, con il presidente Fontana. Un centro d'eccellenza, ha detto Fontana, di cui essere fieri. Il sindaco di Milano Sala dice è l'ora in cui Milano deve dare il suo meglio. Al termine della cerimonia la visita di Mattarella alla fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi al Parco Lambro. Riconoscenza e impegno verso il terzo settore, ha detto il capo dello Stato. Con ciò lasciamo Avvenire e andiamo a vedere anche la prima pagina adesso del Foglio, poi vediamo anche Libero. Dal Foglio vi segnalo in prima pagina la microscopica nota di Andrea Marcenaro, l'Andreas Version. Questo Zan non mi piace, non mi piace, non mi piace. Certo che se cominci il petting baciando la pantofola dei cardinali del Vaticano, puntini puntini, scrive Andrea Marcenaro. Il Vaticano che denuncia l'Italia è anche l'oggetto dell'articolo principale di Matteo Mazzuzzi. Il disegno di legge Zan viola il concordato, dice la Santa Sede, che per la prima volta interviene sull'approvazione di una legge. Oggi tocca a Mario Draghi cercare di spegnere l'incendio. Mario Draghi, come tutti sanno, è cattolico, viene dal famoso liceo gesuita di Roma, dove tutti hanno studiato, quelli della Roma che conta e compagnia bella. Amore finito, non è più il loro papa, scrive ancora il Foglio. C'è il teologo Mancuso che dice che la chiesa di Bergoglio è rimasta indietro 100 anni e sottolinea il Foglio in prima pagina anche gli ambienti progressisti cattolici ora stanno mollando Papa Francesco e lo tacciano di essere troppo retrivo, troppo conservatore. Intanto in tutta Europa il clero è intimidito dalle varie leggi Zan, scrive ancora il Foglio. Taci in nome della tolleranza. Problemi di libertà di espressione ci sono sulla scorta di varie leggi Zan o affini in tutta Europa. A pagina 2 Mauro Zanon da Parigi si occupa del caso di cui si dovrebbe credo parlare un po' di più, di Milà, la ragazzina lesbica francese che è finita sotto protezione perché in una diretta Instagram si è permessa di criticare il Corano. Sembrava una discussione privata, è diventata pubblica e la ragazzina da 2 anni se la vede molto male, con minacce terrificanti giunte a centinaia di migliaia ed è sotto scorta, ha cambiato scuola e via dicendo. Ha scritto un libro in Francia. Nessuno difende Milà per paura di offendere non si sa quale minoranza, dice la femminista Tatiana Salomon, intervistata da Mauro Zanon, pagina 2 del Foglio di oggi. Nel muro di mutismo della galassia femminista francese in merito all'affaire Milà, la studentessa minacciata di morte dagli islamisti per aver mosso una critica alla religione musulmana in una story su Instagram nel gennaio 2020,
In questo muro di mutismo si è aperta una breccia, una lettera aperta pubblicata sulle pagine web del settimanale Le Point. No, Milà, non sei sola, anche se la paura esiste. Non si tratta di negarla, paura per noi, paura per i nostri cari, paura per tutto, ma c'è una paura che dovrebbe terrorizzarci di più. La paura di tradire se stessi, di tradire i nostri valori, ideali e umanità, scrive la fondatrice dell'associazione femminista Jamais Sans Elle, Tatiana Salomon, promotrice di un'iniziativa in difesa di Milà assieme a una ventina di personalità, tra cui lo scrittore Alexandre Jardin e l'eurodeputata macronista Irène Tolleret. Che cosa ha spinto Tatiana Salomon a alzare la voce sul caso Milà? Semplicemente l'umanità, dice la stessa Salomon, e l'indignazione. La sorte riservata a questa ragazza è indegna della nostra Repubblica. Poco importa ciò che si pensa sulle sue affermazioni sull'Islam e sul modo in cui le ha esternate. Le libertà che la legge riconosce ai cittadini devono essere rispettate e Milà non ha infranto alcuna legge. Aggiungo, anche se l'avesse infranta, non è compito del branco sui social farla applicare. Che un cittadino chiunque sia non possa più esercitare le proprie libertà fondamentali senza rischiare la morte in ogni angolo della strada è qualcosa che nessuno dovrebbe accettare. Se non sosteniamo Milà, se non ci opponiamo a questa situazione, se accettiamo l'intimidazione di massa e la sottomissione, è la fine del nostro contratto sociale. La nostra Repubblica è fondata su valori umanistici, dice Tatiana Salomon. Quando le chiediamo perché l'iniziativa della sua associazione femminista Jamais Sans Elle è pressoché isolata nel mondo del femminismo francese, Salomon risponde: faccio fatica a capirlo. C'è la paura, ma questo spiega tutto? Non credo. C'è anche, questo è il vero pericolo, una compiacenza verso le rivendicazioni politiche comunitariste che sono all'opposto di tutti i valori della Repubblica. L'universalismo non è più ritenuto essenziale, da alcuni è giudicato oppressivo, è il colmo, perché ciò non fa altro che aggravare il ripiegamento su di sé e rinchiudere ogni cittadino in una presunta identità dalla quale gli viene intimato di non uscire. Ognuno difende la propria causa minuscola, perdendo di vista l'universale e i valori comuni. Milà, dice ancora la femminista Tatiana Salomon, non rientra in nessuna casella, dunque nessuno si arrischia a difenderla per paura di offendere non si sa quale minoranza, che sarebbe improvvisamente diventata ipersensibile a qualsiasi critica. Nessuno difende Milà anche per paura di perdere parte dei propri sostenitori, dice Salomon, secondo la quale il caso Milà è un esempio tragico di frammentazione della nostra società e di abbandono dell'universale. È evidente che in Francia, dice ancora la fondatrice di questa associazione femminista francese Jamais Sans Elle, in Francia c'è un problema con l'Islam legato al nostro passato coloniale. L'universalismo mal interpretato può fuorviarsi nel relativismo radicale, ma non tutto si equivale, altrimenti nulla ha più valore. Per Tatiana Salomon, conclude il Foglio, i valori che un tempo erano fondamentali oggi sono messi in discussione da un certo femminismo che difende e promuove elementi culturali o pseudoculturali profondamente sessisti e oppressivi per le donne, come dimostrato da una segregazione di genere sempre più marcata, per non parlare della questione del velo, poligamia, infibulazione. È insopportabile, dice Salomon. Mentre il Foglio dedica anche il primo degli editoriali al processo Milà. Non mi sottometto, dice la ragazza che non molla e rilancia. È bella tosta questa ragazza, lesbica tra l'altro, per quello è stato il motivo per cui ha criticato il Corano. Resistiamo o avranno vinto. Per tutta la giornata di lunedì gli imputati sul banco dei testimoni. Poi ha parlato lei, la ragazza, Milà. Se ogni volta che siamo scioccati, ha detto, dovessimo pronunciare sentenze di morte, cosa ne sarebbe di noi? In che tipo di società vivremmo? Silenzio in aula a Parigi. Sono sicura, ha detto ancora Milà, che se avessi formulato la mia critica all'Islam senza volgarità, senza parolacce, avrebbero reagito allo stesso modo, con altri argomenti. Scrive il Foglio stamani, è una liceale strana questa Milà, va al cuore dello shock di civiltà di una democrazia investita dall'islamismo, che a lei ha portato 100.000 minacce di morte. Il loro obiettivo, ha detto Milà, è prima di tutto quello di impedire qualsiasi critica all'Islam. Poi ha risposto a quelli che le dicono che è meglio lasciare i social, staccare la spina.
Non vado più a scuola, ha detto la ragazza, non ho una vita sociale, ho perso tutto e per di più mi devo far dimenticare che io scompaia completamente. Una donna che è stata violentata non dovrebbe più uscire in strada per evitare di essere violentata di nuovo? Io dico no, sarei psichicamente morta e distrutta se avessi lasciato che tutta questa gente mi calpestasse. Anche la madre è venuta a testimoniare, evocando il cataclisma che si è abbattuto sulla sua famiglia dopo il primo video di Milà nel gennaio 2020. L'unica cosa che potrebbe fermarlo, questo sfogo di odio puro, ha detto la mamma di Milà, è una chiara presa di posizione della giustizia. Milà è lucida, sa che non può avere un futuro. Al di là del rischio di un attacco, quale futuro possiamo immaginare con una tale pressione di morte? Il giudice ha chiesto alla madre se rimproverare sua figlia avrebbe risolto il problema. Non penserei mai di schiaffeggiare mia figlia quando viene attaccata, ha risposto la mamma di Milà. Cerchiamo solo di non lasciarci terrorizzare. Resistiamo perché altrimenti avranno vinto loro. Questo è il processo dell'anno in Francia, scrive il Foglio, rimandato alla prossima udienza. Non c'è in gioco solo la verità giudiziaria dell'affaire Milà, di cui il Foglio ha pubblicato un estratto del libro in esclusiva in Italia lunedì scorso. In gioco c'è il futuro della Francia. Adesso facciamo una pausa. Due per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci qua, abbiamo ascoltato il secondo brano musicale di oggi, l'Aragonese, suite numero 1 dalla Carmen di Georges Bizet. Qui compare Ernest Guiraud perché nasce il 23 giugno del 1837 a New Orleans, nella Louisiana francese, negli Stati Uniti. Fu compositore e appunto arrangiatore per conto di Bizet. Aiutava Bizet
a scrivere capolavori come questo. Intanto torniamo ai quotidiani di oggi. Dal Foglio meritoriamente abbiamo, credo e anche utilmente, letto 2 articoli su una vicenda di cui praticamente non parla nessuno se non il Foglio, la vicenda di Milà, e adesso andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Libero apre con questo titolo: il Papa divorzia dal PD, la legge Zan non sa da fare. Il Vaticano chiede al governo di fermare la norma anti-omofobia perché viola il concordato, su questo gli studiosi sono divisi. Letta sotto un treno, il commento di Antonio Socci. Fedez, pensa un po', e le sardine attaccano la Santa Sede. Draghi oggi parla alle Camere, mentre si domanda il professor Giuseppe Valditara con chi stanno i magistrati che indagano la gente che ci ha difeso dal ghanese armato di coltello a Roma. Conte intanto manda a quel paese Grillo, baffa a Grillo e prepara il suo partito. Ursula ci porta i miliardi, vediamo se Mario è super, scrive Sandro Iacometti. Le imprese furiose perché le aziende sono rimaste senza sostegni. Poi finalmente abolito il carcere per i giornalisti, scrive Filippo Facci, la sentenza della Corte Costituzionale di cui abbiamo detto prima. Incostituzionale l'articolo della legge sulla stampa del 48, l'articolo 13, che mandava in cella fino a 6 anni il cronista condannato per diffamazione, però rimane il carcere in alcuni determinati casi di eccezionale gravità, rimessi quindi sempre alla valutazione del giudice. Il commento principale è quello di Vittorio Feltri: la sinistra prova a imbavagliare addirittura la Chiesa, siamo fuori strada, il Vaticano c'è, scrive Feltri, è uno Stato che con l'Italia ha firmato il concordato, le regole vanno rispettate, è da fessi prendersela col Monsignor Gallagher perché dichiara che la legge Zan non è conforme ai patti sottoscritti fra Chiesa e Stato. In realtà non è così palese la cosa, molti studiosi, esperti di questioni vaticane e di diritto, sostengono che non c'entra nulla il concordato. Comunque, al di là del concordato, quello che conta è la libertà da garantire a tutti coloro che hanno un'opinione. A chiudere la prima pagina di Libero, l'appunto, la rubrica di Filippo Facci, gli inaffondabili è il titolo, che riprende un sondaggio del quotidiano Il Giorno. Il 70% degli anziani, diceva ieri Il Giorno, non ha sofferto i lockdown, mentre solo il 23% dei giovani dice la stessa cosa. La pandemia ha accresciuto il risentimento generazionale perché il 54% dei giovani dice che per gli anziani si spende troppo. Un anno fa lo pensava solo il 35%. Dunque no, non siamo diventati più buoni. I giovani aggiungono che gli anziani hanno ancora troppo potere e che gli aiuti europei, anche se si chiamano Next Generation, li spartiranno i vecchi. Che dire, io ho 54 anni, sono di parte, penso che le nuove generazioni siano messe male, perché hanno avuto anche i genitori peggiori che si ricordino. Invece che fare da madri e padri, sono diventati amici dei figli, li hanno viziati e rammolliti. In secondo luogo, questa gerontocrazia, scrive ancora Filippo Facci, è troppo smaliziata perché a scalzarla siano giovani che viceversa sono troppo per bene, normali, intrisi di corretti principi. Dal dopoguerra i vecchi hanno passato ogni buriana, neanche il Covid li ha abbattuti. I giovani sono inzuppati di civismo e di correttismo. Sono migliori dei vecchi, ma sono anche sguarniti delle armi per abbatterli. Oggi un laureato non ha alcuna probabilità di scalzare gente che ha sventolato ogni bandiera e che ancora galleggia. Ma non disperate giovani, arriverà il vostro turno, invecchierete anche voi, scrive Facci in prima pagina su Libero. Da Libero, andando alle pagine interne, c'è da segnalare una pagina dedicata a perché sì, perché no, la vaccinazione. La vaccinazione è obbligatoria, come ha sostenuto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Se i numeri tornano a preoccupare, faremo ogni sforzo perché tutti i cittadini siano immunizzati. Allora vaccinazione obbligatoria? Dice di no Giovanni Sallusti, su Libero in prima pagina. La puntura di Stato sa di regime autoritario. Dice di sì Pietro Senaldi, perché il vero liberista teme più il lockdown di una iniezione, di un vaccino. Questo è il dibattito in prima pagina su Libero tra Sallusti e Senaldi, mentre da Libero vi segnalo anche, siamo in pagina milanese, il fenomeno del degrado a Milano, dalla centrale a Porta Venezia, 3 chilometri di bivacchi. Benvenuti a Milano, decine di sacchi a pelo davanti alla stazione in via Vittor Pisani e tra gli hotel di Piazza della Repubblica. Da centrale a Porta Venezia
sotto i portici di Via Pisani, tra gli hotel di lusso di Piazza della Repubblica, è un dormitorio a cielo aperto, la mette giù dura, Libero. A pagina 2 invece della cronaca milanese, Di Montigny, il probabile candidato sindaco del centrodestra, genero di Ennio Doris, in sala d'attesa, saltano gli incontri con i leader, nessun vertice con Berlusconi e Meloni. Di Montigny sta aspettando il via libera per correre. Albertini conferma di essere disponibile a fare il vice sindaco se i partiti lo vorranno. E torna Berlusconi. I medici mi hanno suggerito di non partecipare ad eventi pubblici ancora per qualche giorno, dice Berlusconi al telefono alla presentazione del candidato in Calabria, Roberto Occhiuto. Comunque Berlusconi dice che con Giorgia e Matteo stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono certo che anche alle comunali riusciremo ad avere un buon risultato. Comunque Berlusconi non vedrà Di Montigny, aspetta il vertice del centrodestra di giovedì. Lasciamo con ciò anche Libero, ci rimane da vedere, adesso andiamo rapidamente alla prima pagina de Il Giornale. Il Giornale si occupa dei soldi europei e degli sprechi grillini, è il titolo d'apertura, dal recovery all'assistenzialismo. Arrivano i primi 25 miliardi europei, 5 Stelle e Sinistra già vogliono buttarne altri nel reddito di cittadinanza. C'è poi il dibattito sulla questione del Vaticano contro la legge Zan, si risveglia la Chiesa, scrive Felice Manti, ma l'ingerenza è un autogol, controbatte Marco Zucchetti. E sempre dal Giornale, sul tema della Corte Costituzionale, della libertà di stampa e del carcere per i giornalisti, consulta shock. A sorpresa resta il carcere per i giornalisti. È l'interpretazione difforme dalle altre di Luca Fazzo in prima pagina sul Giornale. La Corte Costituzionale fa il dietrofront, ma resta il carcere per i cronisti. Non c'è nessuna svolta sulla diffamazione, secondo Fazzo. La detenzione si riduce a 3 anni, ma è possibile per i casi gravi. Sì, è l'altra faccia, l'altra, come dire, non faccia della medaglia, ma l'altro aspetto della sentenza della Corte Costituzionale, che è vero che in linea di principio dice no carcere, però in linea di fatto, codice penale alla mano, dice sì carcere per i casi gravi. E quali sono i casi gravi? Lo decide il giudice. Quindi siamo sempre lì, nel famoso campo delle 100 pertiche, come dice un detto lombardo. La riforma si era arenata in Parlamento, disattese le richieste di Strasburgo. Resta il carcere per i cronisti, sottolinea il Giornale, con Luca Fazzo, esperto cronista di lungo corso di cronaca giudiziaria, diciamo esperto della materia sul campo. Mentre troppi tavoli all'aperto a Milano e guerra ai Deor, concessi 2.600 spazi gratis, il Municipio 1 chiede una stretta su orari e dimensioni. Divieto di asporto alcolici dalle 21:30 ogni giorno, chiusura dei Deor a mezzanotte e mezza il venerdì e sabato e alle 23:30 gli altri giorni, drastica riduzione degli spazi per i tavolini all'aperto, contributo di solidarietà per chi non può allestirli e fine della gratuità dal 2022. Sono alcune delle richieste del Municipio 1, il centro del centro di Milano, per dare una stretta ai Deor concessi gratis in emergenza Covid. Il presidente PD del Municipio 1, Arrigoni, aveva già contestato l'invasione dei tavolini all'aperto. Così sul Giornale. Dal Giornale poi concludiamo con il rischio rinvio sul candidato sindaco di Milano. Fratelli d'Italia dice che la scelta tocca a Salvini. Chiudiamo in settimana, ha detto il leader della Lega, ma la risposta esatta sarebbe stata giovedì, visto che domani è fissato il vertice dei big del centro-sinistra. C'è il rischio di un altro slittamento. Venerdì Salvini è dato a Milano e Fratelli d'Italia lancia la campagna elettorale. Peraltro né Berlusconi né Giorgia Meloni hanno incontrato Oscar Di Montigny, il papabile candidato sindaco a Milano, e Berlusconi ha espresso dubbi. Staremo a vedere. Intanto lasciamo il Giornale e andiamo a dare un'occhiata anche al Giorno, Nazione, Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, che in prima pagina mette il commento di Lucetta Scaraffia sull'intervento del Vaticano. Non è una battaglia omofoba. Quella che da molti viene definita un'inedita ingerenza vaticana nella politica italiana, una pressione oscurantista, è ben altro. Non bisogna paragonare questo passo diplomatico alle battaglie della Chiesa contro divorzio e contro aborto. Si tratta di una battaglia nuova,
per la libertà di pensiero e di parola di chi non vuole, nelle scuole, una giornata contro l'omofobia, né rinunciare a dire cosa pensa dell'ideologia controversa del gender. È una battaglia che non è istigazione all'odio contro omosessuali, transgender o quanti vogliono essere classificati come fluidi, ma solo libertà di dire che gli esseri umani nascono donne o uomini, tranne una esigua minoranza. Dire questo non significa che non si possa scegliere il comportamento sessuale, anche in opposizione all'appartenenza biologica. Significa solo, scrive Scaraffia, poter affermare una verità che è sotto gli occhi di tutti, sostenuta anche da laici e da una parte delle femministe. Significa dire che i desideri trovano limite nella realtà. Dobbiamo tenerne conto se non vogliamo entrare in una confusione sterile. Questa posizione ferma ha stupito molti. Si è sospettata una manovra della curia contro il Papa, ritenuto moderno. Chi oggi osa un atteggiamento critico contro l'opinione dominante è subito etichettato reazionario, ottuso. Ma anche se questo fosse possibile, dobbiamo ricordare che libertà significa non solo fare ciò che ci pare, ma pensare e accettare confronti con gli altri, compreso chi pensa che gli esseri umani sono donne e uomini e non giudica necessaria una giornata contro l'omofobia, perché il rispetto si dimostra accettando e ascoltando chi pensa in modo diverso da noi. La Santa Sede, con la sua nota, conclude Lucetta Scaraffia, difende la libertà fondamentale, quella di pensiero. Se manca questo, come ci ha insegnato Hannah Arendt, si cade nel fanatismo, si accetta la dittatura, si è portati a obbedire a ordini sbagliati. Non vorremmo che questa legge fosse un preludio a un mondo dove tutti sono liberi di fare ciò che vogliono, ma obbligati a pensare le stesse cose, quelle definite buone e giuste da un gruppo al potere, scrive Lucetta Scaraffia nell'editoriale del Quotidiano Nazionale. Facciamo in tempo adesso a vedere anche il Tempo di Roma. Poi diamo un'occhiata anche a Panorama, oggi in edicola, il settimanale. Punito quello sbagliato è il titolo del pezzo d'apertura di Francesco Storace con la foto del tizio col coltello in mano fermato dalla polizia a Roma. Sotto inchiesta il poliziotto che ha sparato per difendere i viaggiatori di Termini dal criminale armato. Il commento è quello critico di Francesco Storace in prima pagina. Sul Sole 24 Ore, l'abbiamo citato di straforo prima, c'è da segnalare un'apertura sul recovery plan, i 15,7 miliardi da spendere per 105 progetti, sembrerebbe un po' troppo dispersiva la cosa, comunque entro il 2021, entro quest'anno. Un avvio soft, scrive il quotidiano di Confindustria, per la svolta green, verde, con un programma di 2 miliardi e mezzo di prestiti. Per le infrastrutture, una spinta alle opere già in corso con i primi 2,3 miliardi. La Commissione europea ha approvato il piano di ripresa e resilienza PNRR italiano da 191 miliardi e mezzo. Il piano ha il potenziale per apportare cambiamenti strutturali con impatto duraturo sull'economia italiana, dice la Commissione, ma sarà fondamentale un'attuazione rapida e efficace. Un'Italia più forte rende l'Europa più forte, ha detto Ursula von der Leyen. Si apre la strada all'anticipo di 25 miliardi attesi entro l'estate. E a pagina 2 del Sole 24 Ore c'è un quadro di sintesi, il cronoprogramma, i 6 capitoli del piano italiano per la ripresa e i 15,7 miliardi da spendere entro il 2021 in 105 progetti. Il 63% dell'anticipo delle risorse da 25 miliardi è assorbito da interventi che il piano italiano prevede di concludere entro l'anno. Nel conto anche 1.910 milioni di euro di spese dell'anno scorso che i fondi europei possono coprire ex post. Come si articola il piano? Per il digitale, l'innovazione, la competitività e la cultura 4,3 miliardi è la dote 2020-21. Per incentivi 4.0 ed export 2,9 su 4,3 miliardi totali, 1 miliardo e 7 per gli incentivi fiscali, piano transizione 4.0, insomma sono tutte cose che lette così dicono e non dicono, non si capisce niente. Avvio lento per il green con 2 miliardi e mezzo di prestiti, rivoluzione verde, transizione ecologica, anche qui vedremo che cosa verrà fatto. Il si impone, diciamo così, non credo di essere troppo pessimista. Infrastrutture 2,3 miliardi per la spinta alle opere in corso e poi 3 miliardi per istruzione e ricerca,
Subito i fondi per gli asili nido e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, però abbiamo 3 miliardi in tutto, dei 30 e passa complessivi, 3 miliardi per il 2020-21, e poi l'inclusione, la coesione sociale, 1 miliardo e 3 tra il 20 e il 21, e la salute, la sanità sarà investita da 1 miliardo e 2, si fa per dire investita, potrà contare su 1 miliardo 234 milioni nel 2021, cioè adesso praticamente negli ultimi mesi del 21, la sanità avrà 1 miliardo 234 milioni precisi che serviranno a potenziare i posti letto in terapia intensiva e poi l'ammodernamento tecnologico degli ospedali, nuove apparecchiature, TAC, risonanze magnetiche. Negli ospedali quasi la metà del parco macchine ha più di 10 anni. Per queste due voci 800 milioni da spendere nel 2021, cioè in pratica negli ultimi mesi di quest'anno. Così il Sole 24 Ore cerca di tracciare in maniera chiara l'articolazione del Piano Nazionale Riforme, Resilienza e compagnia bella per il 2021, per quest'anno. Il quotidiano di Confindustria, diciamo così, articola in questo modo, o cerca di riassumere, pagina 2. Il Mattino di Napoli, invece, andiamo a dargli un'occhiata per un ennesimo articolo sull'ospedale del mare a Napoli. 40 gradi in corsia, saltano le analisi, perché da 6 mesi l'ospedale è senza aria condizionata, gli strumenti sono in avaria. A Napoli, scrive il Mattino, il caldo manda in tilt le apparecchiature del laboratorio dell'ospedale del mare. Continuano i disagi, manca l'aria condizionata. Dopo la sospensione delle attività del blocco operatorio e della chirurgia, a eccezione delle emergenze, le temperature bollenti hanno colpito e penalizzato il servizio di patologia clinica. Questo è il quadro all'ospedale del mare di Napoli sul Mattino. Il Messaggero di Roma mette in prima pagina, e così abbiamo concluso il nostro giro sui quotidiani di oggi, il Messaggero, dicevo, mette in prima pagina la questione della Corte Costituzionale che apre la via allo sblocco degli sfratti, sì ai pignoramenti che erano stati sospesi per l'emergenza Covid. La Corte Costituzionale stabilisce che la seconda proroga del blocco dei pignoramenti dell'abitazione principale del debitore è illegittima. Con ciò lasciamo anche il quotidiano romano che in primo piano mette anche la questione dei voli low cost, biglietti dei voli più che raddoppiati tra pseudo tasse e balzelli per chi ha un bagaglio, cerca posti vicini o una polizza di cancellazione, e non solo sui voli low cost. Lo raccontano migliaia di segnalazioni pervenute agli enti di controllo. Sono scattate alcune contromisure a partire da quelle dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che ha deciso di vederci chiaro. Pratiche tariffarie troppo aggressive, quelle dei vettori, alla ripresa del traffico aereo, cioè le compagnie cercano di approfittarsene. Vi segnalo su Panorama di oggi, e poi andiamo al Qui Parlamento alla clip, vi segnalo il pezzo di Carlo Cambi, riusciamo adesso a citarlo rapidamente, Carlo Cambi sarà poi con noi alle 9.30, il pezzo di Carlo Cambi sulla mafia pakistana, sulla scorta della vicenda di Saman Abbas. Tutto da leggere, un'inchiesta documentata della quale parleremo poi tra poco. Intanto ci risentiamo tra qualche minuto dopo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario Sisto, onorevoli colleghe e colleghi. In riferimento alle disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, l'emergenza sanitaria da cui il nostro Paese, come il resto del mondo, è stato investito è stata ed è tuttora un dramma da moltissimi punti di vista, ma innegabilmente è stato anche un importante banco di prova per ottimizzare le risorse a disposizione e ora avviare alla ripartenza un Paese migliore. Il decreto cosiddetto Cura Italia, all'articolo 102, per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio Sanitario Nazionale, ha introdotto la laurea abilitante in medicina e chirurgia. Ora abbiamo colto l'occasione per accelerare la messa a norma di un'evoluzione del sistema della formazione universitaria, capace di renderla pienamente rispondente ai mutevoli bisogni delle professioni.
alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. La legge in esame prevede infatti che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all'interno dei corsi di laurea e che di conseguenza l'esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede in cui coniugare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della relativa professione. Tale finalità risulta in linea con quanto previsto dalle iniziative per il rilancio Italia 2020-2022, presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite indicati dall'Agenda 2030, dagli obiettivi strategici definiti dall'Unione Europea, dal Programma nazionale di riforma contenuto nel DEF 2020, che tiene conto dei dati OCSE relativi all'istruzione terziaria, che evidenziano l'urgenza di porre in essere interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro e non ultimo dalla misura 4C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ragion per cui il provvedimento risulta collegato alla legge finanziaria. Gli ordini e i collegi professionali di tutte le figure coinvolte dal presente atto da subito espresso parere favorevole all'introduzione di tali semplificazioni. Molti altri hanno immediatamente manifestato il proprio interesse ad essere inclusi, tanto che si è provveduto ad emendare il testo in tal senso. Il caso di chimici, fisici e biologi, ma l'interesse crescente di tutte le categorie ha fatto sì che le commissioni prevedessero una formula assai ampia per aumentare il novero dei titoli universitari abilitanti. Sarà possibile infatti estendere questa disciplina a tutti i corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni per cui non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream su espressa richiesta dei collegi professionali mediante l'emanazione di uno o più regolamenti del MUR. Ora per odontoiatri, farmacisti, psicologi, medici, veterinari, chimici, fisici, biologi e geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale laureato si anticipa il conseguimento dell'abilitazione professionale rendendola contestuale all'esame di laurea, neutralizzando ai fini dell'iscrizione all'albo il lasso temporale sinora intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato, pur rimanendo ferma la garanzia della valenza certificativa della qualità delle competenze professionali acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. E da questo provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi si genera un alleggerimento degli oneri amministrativi in capo alla pubblica amministrazione. La disciplina inoltre prevede che venga emanato un decreto del MUR entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, per adeguare le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo per consentire una formazione realmente rispondente alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Si vuole infatti realizzare una maggiore e più stretta connessione tra la formazione iniziale e la formazione tecnica, rendendo il tirocinio pratico-professionale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea magistrale e professionalizzanti. Siamo particolarmente soddisfatti che il testo sia stato emendato affinché fossero specificatamente incluse tutte le università legalmente riconosciute, ivi comprese quelle telematiche, e che si sia prestata attenzione alla disciplina transitoria con particolare riguardo a quella per gli psicologi. Grazie. Qui Parlamento.